Al lavoro per convincere Electrolux ad un piano senza licenziamenti e chiusure. Così il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in vista del tavolo convocato a Roma per il 25 maggio, intendiamo muoverci con determinazione e trasparenza, ha detto il ministro, che consulterà anche le regioni interessate per trovare una posizione comune. Veneto e Friuli Venezia Giulia, le due regioni che con gli stabilimenti di Susegana e Porcia vedono il maggior numero di dipendenti della multinazionale, si troveranno con le parti sociali lunedì in vista dell'incontro al Mimit. Dove vedremo quali saranno poi le iniziative che potrà intraprendere il Ministero, la Regione, ma soprattutto anche l'impresa per tutelare i lavoratori, perché un taglio così importante, si parla di 1700 persone, è assolutamente inaccettabile. Intanto a Susegana l'assemblea della CGIL ha sottoscritto un ordine del giorno nel quale si sostiene che il sito trevigiano deve rimanere il cuore pulsante del freddo in Europa. Il documento attacca anche la politica veneta, definita figlia di un governo centrale che non ha mai posto vincoli stringenti alla multinazionale svedese, che nel corso degli ultimi 10 anni ha beneficiato di 12 milioni di contributi pubblici, senza calcolare i fondi pubblici per gli ammortizzatori sociali. Ed oggi, davanti ai cancelli dell'Electrolux, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di AVS, ha incontrato i lavoratori. Dove sta il governo? Devono essere loro a venire davanti ai cancelli, devono essere loro a bussare alle porte della proprietà, a pretendere che venga ritirato un piano industriale che è impresentabile, a pretendere, a chiedere conto dei soldi pubblici che sono stati dati alle imprese, perché non se ne può più. E poi devono essere loro ad andare in Europa a sbattere i pugni sul tavolo perché il tema del dumping salariale sia affrontato una volta per tutte.